A distanza di 2 mesi dall'ultimo successo in campionato, il Bisonte Firenze torna a rivedere la luce e a riassaporare il gusto della vittoria, battendo per 3-1 la Zanetti Bergamo. Spedita così a 6 punti di distanza in classifica, un successo meritato per la squadra di Mincarelli, anche se le bergamasche hanno tenuto benissimo il campo e hanno avuto il merito di non mollare quando sembrava tutto già compromesso, ovvero sul punteggio di 2-7-0 per l'avversario. Partenza decisa delle padrone di casa che riescono a costruire fin da subito quel vantaggio di 2-3 punti che poi si trasformerà in un vero e proprio tesoretto cammin facendo. Nuacador fa capire di essere in giornata e alla fine i punti per lei saranno addirittura 26, migliore realizzatrice del match. Dall'altra parte Valentin riesce ad ottenere belle risposte dai propri centrali Mio Bertolo e Moretto, che attaccano con alte percentuali e che la palleggiatrice coinvolge spesso in attacco. Il primo parziale lo chiude proprio Nuacador, che realizza l'attacco del 25-22. Il secondo è un vero e proprio monologo delle bisontine, brave a non far cadere praticamente niente nella propria metà campo, mentre la squadra di Turino lamenta grosse difficoltà in fase offensiva. L'efficienza in attacco scende ad un disastroso 5%. Anche così, in maniera semplice, si spiega il 25-14 finale, con Johnson che spedisce a rete il pallone decisivo. Nel terzo tutti si attendono una chiusura in trionfo per il Bisonte e invece arriva la reazione d'orgoglio da parte della Zanetti, che recupera anche 3 punti di svantaggio e riesce a beffare la squadra di casa ai vantaggi, 26-24 il punteggio. Salgono in cattedra anche le ali Loda da una parte e Lanier dall'altra, rimaste sottotono nei primi 2 parziali. Il quarto è il set che regala i 3 punti alla compagine allenata da Mincarelli, che così torna a sorridere dopo molto tempo. Un 3-1 che porta tranquillità a questo Bisonte, che sta facendo i conti con qualche assenza di troppo, c'è preoccupazione ad esempio per le condizioni di Belien e con la mancanza di continuità di gioco a cui è stato costretto per i casi di Covid interni e delle proprie avversarie. Bergamo dovrà lottare con le unghie e con i denti invece per cercare di evitare l'ultimo posto in classifica, che significa retrocessione. Per il nostro morale questa partita è oro colato e venivamo un po' da una serie di non ottime prestazioni e avevamo anche delle ottime squadre dall'altra parte, però comunque è un po' di tempo che non riusciamo più a esprimere il nostro potenziale, il nostro gioco. Quindi stasera sono veramente super orgogliosa e fiera della mia squadra perché è stata veramente una prestazione corale a mio parere.